Anche quest'anno, come ogni anno, il 7 agosto si è tenuto il tradizionale patto di amistà con lo scambio dei capponi tra i comuni di San Donà e Musile di Piave. Vediamo il servizio. Vice Sindaco, si rinnova un antico patto tra due comuni, un evento che riporta alla storia e ci racconta un po' questa storia. Diciamo che è una storia che i nostri antenati hanno voluto sottoscrivere questo accordo e pagando questo accordo dello scambio del nome. Non è che il nome che ci è stato scambiato sia stato San Donà, era San Donato, poi hanno modificato, l'hanno fatto San Donà di Piave, ed è una storia che è stato un impegno da parte dei nostri antenati di dare due gallos, cioè due capponi per pagare questo debito, e ogni anno continuiamo a farlo. Lo abbiamo ripreso nel 1957, poi è stato sospeso e adesso ricontinuiamo. Ecco, la manifestazione si svolgerà, ci troveremo a San Donà alle 19:30 che inizieranno le sfilate, i sbandieratori, i figuranti, le dame, i musicisti, gli ammireggi, tamburini, chiarine, tutte quante che faranno un giro per il centro di San Donà. Poi avverrà che alle 20:30 partirà il corteo, sia con l'amministrazione comunale, col gonfalone, e con i capponi, è ovvio, che ringrazio veramente ancora una volta la Proloco per il contributo che ci ha dato e che ci dà a noi sandonatesi, e un grazie anche alla 7 agosto di Musile. Poi ci troviamo alle 20:45 al centro del ponte, dove si uniranno le due amministrazioni, si continuerà e iremo in questo luogo per la consegna dei capponi. Sindaco, il patto di amistà si rinnova, però ricordiamo che dietro c'è un grande lavoro. Sì, come dicevamo in conferenza stampa, dobbiamo ringraziare sicuramente le due amministrazioni comunali che promuovono, ma ci sono l'associazione 7 agosto da una parte e la Proloco di San Donà dall'altra, che svolgono un ruolo importantissimo. Dicevo, c'è un lavoro preparatorio che già da mesi è iniziato, si concluderà il 7 agosto, una marea di gente, di volontari che mettono il loro tempo prezioso e il loro spazio appunto privato per fare qualcosa di veramente bello. Quindi il 7 agosto si concluderà un evento importante fra due amministrazioni che rinnovano quello che è il patto di amicizia appunto fra due comuni che hanno molte cose in comune, ma dall'altra parte c'è comunque un grosso lavoro del nostro volontariato e del nostro associazionismo che non ci stancheremo mai di ringraziare. Questo è anche una forma di recupero della propria identità, della propria terra, dell'amore per la propria terra, no? In fondo. Infatti dietro a queste iniziative c'è sempre comunque la tradizione, c'è sempre la nostra storia, c'è sempre il nostro territorio, e quindi ancora una volta le associazioni curano questo aspetto, che deve essere un messaggio importante anche per le nuove generazioni, perché di fronte a queste iniziative importanti che rappresentano la nostra storia c'è anche il nostro futuro.